Caos vaccini. L'ultimatum del governo si avvicina. Il 10 di marzo i bambini non in regola verranno allontanati dalle scuole. Una soluzione netta, dura, con conseguenze traumatiche sui piccoli alunni che pagheranno per una situazione più grande di loro. Oggi sul tema c'è tensione nel Vicentino, tanto che Martino Montagna, sindaco di Cornedo e presidente del comitato distretto ovest dell'Ulsotto Berica, che raggruppa 22 comuni, lancia un appello ai genitori che ancora non hanno vaccinato i loro figli. Entro il 10 marzo possono chiedere un appuntamento all'ULSS per iniziare almeno l'iter procedurale per la vaccinazione. Questo li metterà al riparo dal fatto che il 10 di marzo non potranno più portare i bambini a scuola. Se chiederanno un appuntamento e parteciperanno solamente all'incontro, potranno portare i loro bambini fino all'anno scolastico. Questo è il nostro appello, è importante perché almeno in qualche modo ci si mette in regola. Sul tema, sempre più scottante, interviene anche Achille Variati, prestigioso dirigente del Partito Democratico, con una posizione molto vicina a quella della Regione Veneto, che da tempo insiste perché tutti i bambini vengano vaccinati, ma grazie al coinvolgimento e al convincimento dei genitori e non per un'imposizione di legge che ora rischia di essere pagata dai più innocenti. Per questo il sindaco di Vicenza aveva preso carta e penna per scrivere al ministro Lorenzin chiedendo che prima di prendere provvedimenti il governo permettesse la conclusione dell'anno scolastico, ma il ministero ha risposto ancora una volta in modo intransigente: nessuna proroga. Quello che non mi piace è che nel bel mezzo dell'anno scolastico bambini vengano allontanati dalle loro relazioni anche, dagli aspetti educativi. Cioè questa norma non può partire nel mezzo di un anno scolastico, ma dovrebbe essere almeno spostata all'inizio del prossimo anno scolastico. Mi sembrava una posizione di buon senso a tutela dei minori, che dovrebbe stare sempre in testa ai nostri pensieri.